Buongiorno a tutte e a tutti, iniziamo anche oggi puntualmente il ciclo di webinar Così diversi, così uguali, ciclo di webinar organizzato dall'Università di Udine e dal CUG dell'Università di Udine, proprio per mettere a disposizione del personale dell'Ateneo e anche di tutte le persone che ci seguiranno poi in differita nei giorni a seguire, tutta una serie di conoscenze, di competenze che hanno i nostri professori e professoresse, ricercatori e ricercatrici. Oggi sarà il turno del professor Gianluca Tell e già il titolo del talk del professor Tell ci interessa e ci incuriosisce, specialmente per noi non addetti ai lavori, perché ci spiegherà le basi molecolari delle differenze umane e quindi ci dirà se siamo davvero così diversi. Ma prima di presentare il professor Tell, come ho fatto l'altra volta, io vorrei ogni volta ringraziare le persone che ci hanno aiutato nella realizzazione delle varie attività del CUG. In particolare io vi invito a curiosare sul nostro sito www.uniud.it/CUG, perché questo sito è stato fatto con grande sacrificio, con grande fatica, da tutta una serie di persone e voglio oggi elencarle. Innanzitutto la nostra tirocinante, la dottoressa Saria Basile, che è anche collegata online e che ci aiuta anche nella gestione di questi webinar. E poi voglio ringraziare gli informatici per il supporto che ci hanno dato, quindi il dottor Codarin, la dottoressa Pianta e il capo degli informatici dell'Università di Udine, Renato Spoletti. Quindi ringrazio loro per l'aiuto che ci hanno dato e invito tutti ad andare sul sito del CUG, dove peraltro troverete anche il link alla playlist che riporta e rinvia al canale Play Uniud su YouTube, dove troverete in ordine tutti i talk di questo ciclo, così diversi, così uguali. Visto che la professoressa Nicoli è componente del CUG ed è stata delegata alla ricerca nel scorso rettorato col professor De Toni e che ha lavorato in commissione ricerca, e il professor Tell è componente della commissione ricerca, quindi la professoressa Nicoli lo conosce molto bene, ti chiedo la cortesia, Cristina, di presentare il professor Tell. È un grandissimo piacere presentare un collega ma anche un amico e quindi inizio con il suo titolo. Lui è professore ordinario di biologia molecolare, però mi piace ricordare che è anche in questo momento direttore vicario del Dipartimento di Area Medica e, come ha detto poco fa Valeria, anche delegato alla ricerca per conto del suo dipartimento. Però la cosa che mi piaceva di più era ricordare che Gianluca è stato circa 2 o 3 anni fa promotore della creazione di un gruppo Active Aging, quindi invecchiamento attivo, che è un gruppo che raccoglie sostanzialmente ricercatori di tutti i dipartimenti. È un gruppo, diciamo, che fa sia attività di ricerca ma anche attività di formazione, in particolare attività di formazione post laurea verso l'esterno e anche attività di divulgazione. Quindi Gianluca ha avuto, come dire, il merito e la lungimiranza sostanzialmente di in qualche modo mettere insieme competenze che già esistevano all'interno del Dipartimento, ma che, come dire, non erano a sistema, non erano sostanzialmente integrate. E io, con l'augurio di dare lunga vita e grandi soddisfazioni a questo lavoro che sta svolgendo anche come, non solo come ricercatore, ma anche come coordinatore di questo gruppo, vi do la parola e siamo tutti qui ad ascoltare. Ok, allora intanto vi ringrazio e cerco di non farvi perdere ulteriore tempo e di entrare nel merito della presentazione. Sostanzialmente vorrei discutere su quello che è il ruolo della gerarchia dei geni, il ruolo dell'ambiente ed il caso nella determinazione dei fenotipi. Questo significa parlare e chiederci se davvero siamo unici con le nostre caratteristiche. Questa biblioteca è composta di informazioni che dal 1953 abbiamo cominciato a comprendere e che sono costituite fondamentalmente da informazioni, da basi azotate che hanno un significato
abbiamo cominciato a intendere, a comprendere l'informazione biologica è stata scritta, e questo codice è composto sostanzialmente da una correlazione fra un insieme di 3 basi azotate che danno un'informazione per gli amminoacidi, che sono le componenti fondamentali dei motori molecolari delle cellule, ovvero le proteine. Sappiamo oggi che questa biblioteca ha un nome, e questo nome è il genoma. Il genoma è la totalità del materiale genetico di un organismo. Ora stiamo cercando di capire come questa biblioteca può portare informazioni a determinare quelli che sono definiti appunto fenotipi, dove fenotipi sono appunto gli aspetti morfologici che dipendono dall'informazione potenziale presente all'interno del genoma e che diventa attuale estrinsecandosi in quelli che sono gli aspetti funzionali dei vari organismi. Mentre è facile capire che questa diversità fenotipica è correlabile con la diversità genetica di organismi di specie diverse, è più complesso comprendere e sapere per quale motivo organismi che della stessa specie, qual è la base molecolare, qual è la base informativa che identifica la diversità fra organismi della stessa specie. È ancora più difficile intendere possa spiegare la diversità fenotipica di organismi geneticamente identici come i gemelli monozigotici, che derivano sostanzialmente da uno zigote fecondato dallo spermatozoo e dall'ovulo, che si divide precocemente e dà origine a 2 embrioni geneticamente identici. Quello che stiamo capendo oggi è che l'ambiente condiziona la definizione di fenotipo in una relazione molto stretta, ed oggi parliamo dei fenotipi intendendoli come il prodotto della relazione fra il genoma, i geni e l'ambiente. Ora, per entrare nello specifico di questi meccanismi, ci riferiamo a qualche caratteristica fondamentale della molecola base che definisce, che è deputata alla definizione di quello che è l'informazione genetica, ovvero il DNA. Il DNA è una molecola straordinaria perché è sufficientemente stabile da mantenere l'ereditarietà dell'informazione genetica, ma sufficientemente anche dinamica e instabile da consentire all'informazione genetica di interagire con l'ambiente e di evolversi. Praticamente tutti gli stimoli con cui interagiamo quotidianamente, a partire dall'alimentazione, l'ossigeno, lo stress, l'inquinamento, ma anche il tempo, sono integrati ed integrabili all'interno di questa molecola straordinaria. Abbiamo imparato da Charles Darwin che attraverso il DNA i segnali esterni vengono trasmessi in maniera ereditaria e che l'ambiente in questo processo svolge un ruolo di selezionatore del più adatto. Ma stiamo capendo anche che l'ambiente svolge anche un ruolo non solo di selezionatore del fenotipo, ma anche di modificatore del fenotipo in maniera ereditabile. Ora, questa è una sfida, naturalmente, comprendere come questo possa avvenire. E per capire come questo possa avvenire dobbiamo dire qualche cosa di più sulla composizione dell'informazione genetica e sulle caratteristiche della molecola chiave che è il DNA e su come questa informazione genetica viene trasmessa e viene estrinsecata. Nelle cellule umane l'informazione genetica tipicamente è sotto forma di DNA. Alcuni tipi cellulari, per esempio virus, hanno questa informazione genetica sotto forma di RNA. La differenza sostanzialmente è lo zucchero di cui sono composti, che dà anche proprietà diverse alle 2 molecole, rendendo l'RNA meno stabile del DNA. Ma per quanto riguarda quello che troviamo in termini di complessità nelle cellule umane, è che la dimensione di questa
biblioteca è costituita da circa 3 miliardi di copie di basi per genoma aploide nell'uomo, che corrispondono a circa 2 metri di DNA per ogni cellula, il che significa che, considerando il numero di cellule di un organismo umano adulto, abbiamo circa 200 miliardi di metri di DNA per individuo, il che significa che se mettessimo in linea retta tutto il DNA delle nostre cellule, riusciremo a raggiungere la Luna e ritornare indietro. Ora, c'è un problema che poi ve lo dico adesso, perché poi ha una rilevanza sul cercare di capire come l'ambiente è in grado di condizionare l'informazione genetica, ed è il fatto che per mantenere questi 2 metri di DNA all'interno di una cellula che ha un diametro di pochi micron, 10-30 micron, quindi 10-30 millesimi di millimetro, il DNA è compattato attorno a proteine che si chiamano istoni a formare quelle che si chiamano struttura cromatinica, che si sopravvolge progressivamente a formare la struttura dei cromosomi che conosciamo. Per quanto riguarda l'informazione genetica, in biologia esiste un cosiddetto dogma, per cui vi è un flusso di informazioni che va ciò che è contenuto in termini di sequenza all'interno del DNA, viene convertito in una molecola instabile che è l'RNA, che però è molto utile perché da essa, leggendo le sequenze di basi azotate, prendere origine attraverso la sequenza di amminoacidi delle proteine che sono i motori funzionali delle cellule. In questo processo, che vede l'informazione genetica contenuta nelle sequenze codificanti definite geni, attraverso la trascrizione convertita in RNA e attraverso la traduzione convertita in proteina per determinare un fenotipo. Questo è il flusso dell'informazione genica sostanzialmente, e le cellule usano questo flusso questi geni che codificano per proteine in maniera molto versatile e molto complessa. Qui vedete una rappresentazione semplificata di una cellula in cui sono identificati solo alcuni dei geni chiave che fanno funzionare questa cellula. Ma quello che è importante che si sottolinea è il fatto che è un sistema integrato, in cui i segnali esterni vengono integrati da questi geni all'interno e fanno modificare l'assetto di espressione degli stessi geni da parte della cellula in maniera estremamente dinamica e attraverso un sistema intricato di relazioni univoche, biunivoche e multiunivoche, in cui troviamo dei geni come questo che vedete qui, che sono geni chiave, sono geni master del processo. Possiamo immaginare oggi una cellula come un sistema intricato di questo tipo, in cui esistono una serie di relazioni fra geni che mantengono la cellula funzionale e consentono alla cellula di rispondere all'ambiente come lo fa un circuito integrato, come un circuito integrato è in grado di rispondere a stimoli esterni in maniera molto dinamica, versatile e rapida. Due definizioni che poi ci serviranno, che sono quelle di genotipo, che è l'insieme di geni che compongono il genoma di una cellula, e il fenotipo, che è l'insieme di caratteri osservabili di un organismo e, come abbiamo detto, si estrinseca attraverso il flusso dell'informazione genica. Quanti geni servono per fare le cellule umane e le cellule dei vari organismi, e quali sono le differenze sostanziali che noi troviamo nel mondo vivente? Qui lo guardiamo in maniera rappresentativa, potete vedere alcuni organismi modello, fra cui l'uomo, e le differenze che esistono in termini di dimensione dei genomi. Questo numero tra parentesi indica il numero di coppie di basi di questi genomi, e il numero sopra indica il numero di geni. Come vedete, un batterio ha circa 4 milioni di coppie di basi e circa 4.000 geni. L'uomo ha circa 3 miliardi di coppie di basi e circa 19.000 geni. Quindi ha 1000 volte, un genoma 1000 volte più grande, ma un numero di geni solamente di 4-5 volte più grande. Il che costituisce un paradosso, diciamo filogenetico, che viene chiamato in gergo paradosso del valore C. Per cui c'è una spiegazione, e sostanzialmente questa spiegazione dice
che molta parte del genoma non serve per codificare geni, ma serve per regolare le funzioni di questi geni. Questo è un dato emergente. E sulla quota di genoma non codificante, su questa larga quota che comprende circa il 98% del genoma umano, cadono le principali differenze fra gli individui. Quanti geni servono per far funzionare una cellula? Beh, ce lo dice Craig Venter, che è stato uno dei pionieri del sequenziamento del genoma. Servono poco meno di 500 geni per far funzionare una cellula adeguatamente. Per far funzionare un virus, che non è un organismo vivente propriamente detto, anche se si fa sentire molto bene in termini di effetto fenotipico sulla vita quotidiana, questo soggetto lo conosciamo già bene perché è il virus della SARS, e il suo genoma è di circa 30.000 copie di basi e di circa 20 geni, quindi molto meno rispetto al genoma umano. Vi ho detto prima, esistono geni master, e per contribuire a fare un organismo pluricellulare, organizzare un organismo pluricellulare in termini di sviluppo embrionale coordinato, nel caso dei mammiferi servono 39 geni che derivano da 11 geni che sono presenti anche nella drosofila, dove alterazioni di questi geni, si chiamano geni OX, possono dare forti effetti di tipo fenotipico. Per esempio, una mutazione su questo gene, OXA10, causa la perdita dello sviluppo delle costole. Quindi, di fatto, sono abbastanza i geni, nei mammiferi sono un numero significativo, non necessariamente molti sono importanti per determinare effetti fenotipici importanti, esistono dei geni, esiste una gerarchia nei geni, e esistono geni con funzioni più importanti di altri. Focalizzandoci nell'uomo, focalizzandoci sull'informazione genetica nell'uomo e sulle differenze che l'informazione genetica può spiegare a livello fenotipico intraindividuale, dobbiamo dire che il genoma umano è costituito sostanzialmente da una quota di genoma principale, che è il genoma nucleare, che viene ereditato in maniera biparentale da entrambi i genitori, e una certa quota di genoma che troviamo nel mitocondrio, che è molto più piccolo e che è della dimensione di circa 16 kilobasi, e che è prevalentemente di derivazione materna. Si parla in questo caso di ereditarietà di tipo uniparentale. L'insieme del genoma nucleare organizzato in cromosoma viene definito cariotipo, e sostanzialmente maschi e femmine, nel caso della specie umana, presentano un cariotipo analogo con un'unica differenza costituita da 22 cromosomi autosomici ed una coppia di cromosomi sessuali. L'unica differenza sostanziale è nella presenza di questo cromosoma Y, che non è presente nelle femmine e che è determinante nel caratterizzare le differenze sostanziali che definiscono il sesso maschile dal sesso femminile. Qui vedete il cromosoma Y in maniera abbastanza schematizzata, ma soprattutto anche, spero, anche ironica, dove vedete che non c'è moltissima informazione, se non per esempio informazione per quanto riguarda regioni dello zapping, regioni dell'autostima, il gene per l'autogrossa, il gene per la perdita selettivo dell'udito, che sono caratteristiche che troviamo nell'uomo. Naturalmente sto scherzando. Ciò che è presente nel cromosoma Y maschile è prevalentemente questo gene, che è diciamo il principale fautore della differenza fenotipica fra maschio e femmina, che è questo gene SRY, che è il gene che determina lo sviluppo delle gonadi maschili, e da lì la grossa quota delle differenze fenotipiche sono ascrivibili a quello che succede a partire da questo master gene
SRY. I geni che troviamo poi peraltro nel cromosoma Y non sono molti, sono meno di 100, e la dimensione del cromosoma Y è meno di 60 milioni di paia di basi, e molto di meno di quello che troviamo in termini informativi sul cromosoma X, che presenta circa 1500-2000 geni. Differenze interindividuali le troviamo, come vi dicevo, in larga parte nella quota di genoma non codificante, e in questo caso parliamo di polimorfismi genetici. Ciò che ci rende diversi dal punto di vista della nostra individualità a livello genetico è meno dello 0,1% delle sequenze di DNA, che possono cadere in parte sui geni codificanti, ma in larga parte in geni non codificanti. Quando cadono in geni codificanti, molto spesso hanno un effetto sul fenotipo molto chiaro, ma possono anche non avere alcun tipo di effetto. Oggi si parla di queste differenze dal punto di vista genetico in termini di varianti polimorfiche, e la principale quota di varianti polimorfiche che troviamo nel genoma umano sono i cosiddetti SNP, i Single Nucleotide Polymorphism. Quindi vedete un esempio, qui vedete per esempio una regione di DNA in cui abbiamo una coppia CG, e la stessa regione di DNA su un altro cromosoma di un altro individuo in cui abbiamo al posto della coppia CG abbiamo la coppia AT. Questo, qualora questa sia la variante principale e questa la variante minoritaria, se questa variante minoritaria è presente nella popolazione in una proporzione maggiore all'1%, parliamo di single nucleotide polymorphism. Oggi si sanno quanti di questi ve ne sono nel genoma umano, sono stati contati, ve ne sono circa da 300 a 500 per uno ogni 300-500 paia di basi, il che significa che in tutto il genoma umano ve ne sono diversi milioni, e oggigiorno costituiscono il 90% di tutte le variazioni genetiche umane. Sono molto importanti perché attraverso l'analisi di sequenziamento e l'analisi informatica di questi dati è possibile categorizzare la popolazione umana in termini di diversità genetiche interindividuali, definendo quello che sono i cosiddetti aplotipi. Gli aplotipi non sono altro che delle sorte di codici a barre che identificano la presenza di più set di SNP conservati in individui di tipo diverso, che però per il fatto di presentare questi di migliaia di nucleotidi simili fra di loro o uguali fra di loro, consentono di definire delle sottoclassi di popolazione. Il che è molto utile perché attraverso questo tipo di analisi possiamo studiare effetti di migrazione delle popolazioni, possiamo studiare l'effetto della risposta alla terapia farmacologica. È nata la scienza della farmacogenomica proprio sulla base di questo tipo di informazioni, e possiamo effettuare quegli studi di associazione di malattie genetiche multifattoriali, i cosiddetti studi di Genome-Wide Association Studies. Attraverso studi di questo tipo sono stati recentemente identificati le varianti genetiche che contribuiscono all'altezza umana. Dallo studio di 700.000 soggetti sono stati identificati 83 geni che possono influenzare direttamente l'altezza nell'età adulta anche di 2 centimetri. Ma torniamo sul discorso dell'ambiente, e parlare di ambiente, di come l'ambiente determina la definizione del fenotipo e di quello che è la variazione fenotipica in gemelli monozigotici, essa dipende fondamentalmente dall'ambiente, e capire questo ci riconduce a rispondere alla domanda di come viene letto il genoma. Quali stimoli ambientali sono in grado di modificare la lettura del genoma? Ma praticamente sia stimoli ambientali di natura interna, sia stimoli ambientali di natura esterna, quali quelli che vedete indicati in questa slide. Per cui tra gli stimoli ambientali interni sicuramente possiamo annoverare il metabolismo, gli ormoni, il sesso e l'età. Fra quelli gli stimoli ambientali di natura esterna, sicuramente l'esposizione a sostanze chimiche, a farmaci, ad una dieta, quindi alimentazione, alla temperatura.
Se vi ricordate la definizione che abbiamo dato di genotipo e fenotipo, da queste osservazioni che hanno una base molecolare che progressivamente stiamo comprendendo, ci rendiamo conto che il genotipo da solo non definisca il fenotipo, ma che sia il risultato dell'interazione con l'ambiente, esterno e interno, che determina il fenotipo. E quindi parliamo oggi di un altro concetto che è il concetto di epigenotipo, che è un'informazione ereditabile in grado di influire sul fenotipo senza che vi sia cambiamento di sequenza nucleotidica nel DNA, ossia il ruolo dell'ambiente. E queste osservazioni ci portano anche ad effettuare una riflessione e una modifica di quello che è il dogma centrale della biologia che abbiamo visto prima, inserendo queste frecce rosse, per cui sappiamo oggi che non solo il flusso va in questa direzione, ma va anche in direzione dalla proteina all'RNA al DNA, per cui sia di RNA che proteine sono in grado di modulare quello che è il significato informativo dell'informazione potenziale contenuto nel genoma. Questo come avviene sostanzialmente e che è alla base di quello del concetto di ereditarietà epigenetica? Attraverso sostanzialmente la modificazione di quello che è la struttura cromatinica dei geni. Il concetto di epigenetica descrive la possibilità che l'effetto fenotipico e l'espressione genica possa essere modificata in maniera ereditabile non solamente attraverso la modificazione della sequenza di basi azotate, ma attraverso la modificazione della struttura cromatinica. Ed è questo uno dei principali meccanismi che negli organismi pluricellulari viene utilizzato per definire l'identità cellulare diversa di diversi tessuti. Neuroni, cellule epiteliali, cellule muscolari, tutte quante hanno lo stesso genoma, ma hanno diversi epigenomi e quindi che determinano diversi epifenotipi. Il meccanismo sostanzialmente è quello che ha a che fare con la possibilità dinamica di modulare la struttura cromatinica e che consente di convertire un segnale esterno, sia esso di qualsiasi tipo, esogeno o endogeno, in una modificazione della struttura cromatinica, tanto da rendere quel gene trascrivibile, esprimibile o non esprimibile a seconda della struttura cromatinica. E questo è uno dei principali meccanismi che, come vi dicevo, si viene a delineare durante lo sviluppo embrionale. Tutte le cellule del nostro organismo hanno lo stesso genoma, ma svolgono funzioni diverse grazie al fatto che abbiamo una cascata di segnali di tipo epigenetico che controllano lo stato differenziato delle cellule e mantengono l'identità cellulare di cellule con funzioni diverse. Per questo motivo noi abbiamo cellule che sono capaci di fare cose diverse, ancorché abbiano le stesse funzioni. Questo principio si chiama, va sotto il nome di stabilità epigenetica come meccanismo per mantenere l'identità cellulare nonostante il genoma sia lo stesso, ma si parla anche di plasticità epigenetica perché questo meccanismo può essere revertito e di fatto questo meccanismo di plasticità epigenetica è alla base della possibilità che i tipi cellulari e gli organismi poi possano modificare il proprio fenotipo modulando quelli che sono gli stimoli ambientali attraverso questi processi. Sappiamo oggi che il muscolo scheletrico, il cervello e il sistema nervoso centrale sono esempi straordinari di plasticità fenotipica, dove il rimodellamento epigenetico è alla base di questi processi di adattamento cellulare, che sono riconducibili a come gli organismi rispondono, tra cui l'attività fisica, l'apprendimento e la memoria, l'alimentazione, e naturalmente una delle sfide oggi è cercare di capire se, poiché molte delle patologie che riguardano gli aspetti di interazione con l'ambiente sono ovviamente riconducibili a difetti del cervello, possano
essere spiegate dal punto di vista epigenetico e per questi possa essere prevista delle terapie epigenetiche per la cura. Uno stimolo ambientale molto importante è l'alimentazione e naturalmente la domanda è se esista una relazione fra ciò che mangiamo e ciò che siamo. Alcuni organismi sfruttano la regolazione epigenetica per determinare macroscopicamente il proprio fenotipo. Pensiamo alle api. Le api regine diventano tali da una popolazione molto democraticamente distribuita di api che hanno la stessa origine e che siano geneticamente identiche. L'unica differenza è la nutrizione a cui esse sono sottoposte. È stato scoperto che nella pappa reale, che è l'alimento base per le api, come componenti nutraceutiche, delle componenti che hanno un effetto epigenetico molto importante, come l'acido idrossidecanoico e il fenilbutirrato, che sono degli induttori epigenetici e che sembra siano in grado di determinare il fenotipo dell'ape regina, ancorché il suo genoma sia identico a quello delle api operaie. Ed oggi è nata una scienza, la nutrigenomica, che spiega a livello di regolazione epigenetica l'azione nutraceutica di numerose sostanze di derivazione vegetale, fra cui, qui ne vedete alcune, la curcumina per esempio, e il resveratrolo, di cui noi friulani o comunque chi vive in Friuli dovrebbe essere ben consapevole, perché è uno dei principali antiossidanti che troviamo sulla buccia del vino rosso. Ecco, quindi sicuramente alla determinazione del fenotipo contribuiscono sia il genotipo che l'epigenotipo e che questo processo avviene attraverso l'integrazione di quelli che sono stimoli di tipo ambientali e stimoli di tipo esterno, fra cui l'alimentazione, lo stress, i rapporti sociali e la cultura. Sostanzialmente possiamo oggi rimettere, diciamo, ridare valore all'ipotesi di Lamarck. E un altro aspetto importante che riguarda la regolazione epigenetica è, se queste sono le premesse, se il quesito che noi ci possiamo porre è se le esperienze delle generazioni precedenti si possano trasmettere alle generazioni successive, ovvero se ci sia la possibilità di avere un'ereditarietà di tipo epigenetico non solo per il mantenimento dello stato differenziato dell'identità cellulare, ma anche se possa essere perpetrato nella progenie umana. Il caso contribuisce significativamente allo sviluppo e alla definizione individuale. Vi riporto solo un esempio, poi dopo passiamo oltre, dove per esempio nel caso dei mammiferi noi sappiamo che abbiamo un fenomeno per quanto riguarda le femmine che è il fenomeno della compensazione di dosaggio, poiché gli organismi femminili hanno 2 copie del cromosoma X, per evitare che i geni vengano espressi in quantità doppia rispetto ai maschi, uno dei 2 cromosomi viene silenziato, viene spento epigeneticamente e questo spegnimento avviene in maniera casuale. Quindi da qui possiamo anche derivare uno dei contributi che il caso può dare nella determinazione del fenotipo. Motivo per cui gatti, topi possono presentare un mantello, le femmine possono presentare un mantello, diciamo, variegato a mosaico proprio perché sono dei mosaici cellulari. Lasciamo perdere queste 2 slide perché siamo in ritardo e l'ultimo esempio di cui volevo parlare è l'invecchiamento. L'invecchiamento naturalmente è senz'altro un ambito in cui gli aspetti di differenze interindividuali giocano un ruolo importante, ma dove gioca un ruolo importante anche l'aspetto ambientale e la relazione che l'epigenotipo ha nei confronti dell'ambiente. Questi che vedete sono un soggetto femminile e un soggetto maschile che al momento sono considerati come i soggetti
che su questa terra sono deceduti ad un'età più avanzata. 122 anni per la signora Calment e 116 anni per questo danese Mortensen. La prima è in Francia e c'è chi dice che l'effetto sull'allungamento della vita sia un paradosso, il cosiddetto paradosso francese. Sapete che in Francia si fa una dieta ipercalorica che sappiamo essere una delle principali cause per lo sviluppo di patologie vascolari. Paradossalmente con questo non c'è una particolare riduzione dell'aspettativa di vita in Francia in relazione con l'alimentazione. Molti lavori suggeriscono che sia l'effetto del resveratrolo, l'effetto epigenetico o antiossidante del resveratrolo che contribuisca a spiegare il paradosso francese. Quello che si nota comunque, a prescindere da questi due casi, è che se guardiamo le curve di aspettativa di vita che sono state delineate a partire dal 1900, e consideriamo in rosso le femmine e in blu i maschi, vedete che il trend dell'aspettativa di vita progressivamente si è aumentato, ma c'è una significativa differenza fra l'aspettativa di vita nelle femmine e nei maschi. Naturalmente questo è un ambito di indagine, non si sa il motivo. L'altra cosa che si sa è il ruolo dell'ambiente in questi processi. Ci sono delle cosiddette blue zone in cui l'aspettativa di vita è maggiore che in altre. Qui ne vedete alcune, distribuite su tutta la Terra, quindi comprendenti razze di tipo diverso, quindi l'effetto genetico probabilmente non è particolarmente importante, e che hanno anche alimentazioni di tipo diverso, per cui anche qui l'aspetto alimentare probabilmente non è l'unico a spiegare queste sostanziali differenze. Oggi, per quanto riguarda il discorso dell'invecchiamento, abbiamo ulteriori informazioni che ci possono spiegare a livello molecolare quali possono essere i meccanismi che spiegano il maggiore o minore aspettativa di vita dei vari soggetti, e senz'altro ciò che emerge è che le alterazioni epigenetiche e gli aspetti che riguardano i meccanismi con cui i soggetti possono interagire con stimoli ambientali di varia natura, come l'aspetto che lega con l'alimentazione, sono alla base di questi processi estremamente complicati, ma che senz'altro hanno nella loro natura una diversità interindividuale importante. Tornando alla questione iniziale, che cosa fa di noi quello che siamo sostanzialmente? Se è vero che buona parte della nostra vita è già scritta nel nostro codice genetico, è altrettanto innegabile che le nostre esistenze siano influenzate dall'ambiente che ci circonda e da un infinito numero di elementi puramente casuali sui quali abbiamo ben poco controllo. L'interazione di questi tre fattori, genoma, ambiente e caso, genera un numero potenzialmente infinito di individualità, ma questa ricetta sembra lasciare poco spazio alle nostre scelte personali. Non siamo noi a comporre il nostro DNA, incidiamo sul mondo molte volte meno di quanto lui incida su di noi, e la nostra volontà è pressoché impotente davanti al caso. Eppure, ogni giorno facciamo, pensiamo o diciamo qualcosa che rispecchia in pieno, nel bene o nel male, la nostra unicità. E nel nostro continuo tentativo di affrancarci dall'idea di un destino immutabile, abbiamo un alleato, la cultura, che io considero essere uno dei modulatori epigenetici più interessanti e più importanti di cui tenere in considerazione. Unicità, secondo me, è un concetto legato alla libertà e in relazione con questo concetto vi pongo alcune domande sulla base di quanto ci siamo detti. L'uomo è davvero libero, è davvero padrone della propria vita, oppure è determinato da circostanze ambientali, per esempio il luogo di nascita, la lingua che si impara da bambini e l'alimentazione? Dal caso, per esempio uno steward cambia turno all'ultimo minuto e muore sull'aereo abbattuto? Da se stessi, per esempio da quello che alcuni chiamano la dittatura dei geni, con il nostro destino sanitario e medico già segnato? Io penso che noi siamo liberi perché siamo più forti dei nostri geni grazie alla nostra complessità e all'azione del caso. E con questo vi ringrazio e termino la presentazione, non dimenticando
di sottolinearvi che da un paio di settimane abbiamo aperto il sito, grazie al lavoro della professoressa Filì e della dottoressa Missana, molto importante, il sito del gruppo Active Aging, di cui la professoressa Nicoli vi citava poc'anzi. E dopo l'invecchiamento vi saluto con un'immagine del mio laboratorio che, come vedete, fortunatamente ha un'età media piuttosto bassa grazie al contributo delle mie collaboratrici. E vi ringrazio. Gianluca, invece io ho una domanda molto banale, ma le razze esistono? Per voi tecnici il concetto di razza esiste? Umana? Non di caso. Fondamentalmente per noi che molecolari esistono le differenze molecolari. Ci sono più differenze molecolari in termini di polimorfismi genetici fra soggetti della stessa specie piuttosto che fra soggetti di razze diverse. Capito? Quindi non c'è dal punto di vista molecolare una differenza sostanziale che consenta di definire l'esistenza di razze diverse. Altre domande? Su, non siate timidi, anche se ci sono delle domande da parte della classe che abbiamo prima inquadrato. Sì. Salve. Sì, volevo cercare di sintetizzare. No, volevo sapere se è possibile quantificare l'incidenza del genoma e l'incidenza dell'ambiente sul fenotipo, cioè 50 e 50, 20%. È possibile quantificare? Allora, adesso ho sentito la domanda. Dunque, le stime dicono che allora, le stime di questo tipo si basano sullo studio della varianza fenotipica nei gemelli monozigotici, che sono identici dal punto di vista genetico. E le stime dicono che 30% sia contribuito dal genoma, 30% sia contribuito dall'ambiente e 30% sia contribuito dal caso. Per cui possiamo ripartire in maniera piuttosto equa il contributo dei 3 elementi di cui vi ho parlato. Grazie. Perfetto. Il che è straordinariamente interessante, naturalmente, no? Sì. Grazie. Grazie a lei. Bene, allora, se non ci sono altre domande, altre curiosità, e non mi pare, vero Asaria, neanche sulla chat? No, nessuna domanda. Allora, io ringrazio moltissimo il professor Tell, grazie per aver condiviso con noi questi concetti così difficili, resi in un modo accessibile e fruibile. E ringrazio tutte e tutti voi che siete online. Vi segnalo e vi ricordo che la prossima settimana sarà con noi la professoressa Conti e ci parlerà di accessibilità ambientale e inclusione sociale, quindi ripensare gli spazi per le persone. Auguro a tutti buon pranzo, buon weekend, un caro saluto e alla prossima settimana. Arrivederci.